Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie del web e non solo di oggi sabato 10 settembre. Lunedì torna su Rai 2 I fatti vostri, con questa la nostra Patrizia Neer, la Patti della rubrica Ci pensa Patti, in cui saranno dispensati consigli, perle di saggezza domestica. Patti ha passato l'estate tra gli States e la sua amata Chioggia. Negli States Patti ha vissuto per una trentina d'anni dopo essersi trasferita a poco più che ventenne in quel di Sacramento, in California. Qui lavorava nel settore dell'hospitality and event planning, conoscendo celebrità e facendo esperienza. Ha partecipato nel 2013 come protagonista a un reality USA, House Hunters, e in questo ha fatto conoscere la nostra Chioggia al pubblico statunitense. Ora Patti è tornata da qualche anno e dal prossimo lunedì tornerà tutti i giorni sulla sua rubrica Ci pensa Patti, la più seguita di Rai 2 con il 10% di share all'interno del contenitore I fatti vostri. Con allegria, leggerezza e con la sua verve italo-americana, la Patti darà facili soluzioni domestiche per 5 appuntamenti settimanali, 2 in più rispetto alla scorsa stagione televisiva. Ieri all'ospedale All'Angelo di Mestre sono arrivate 65.000 dosi di vaccino Comirnaty della Pfizer bivalente e ora sono custodite alla farmacia dell'ospedale a disposizione della US 3 Serenissima e 4 del Veneto Orientale. In arrivo anche altre 76.000 dosi bivalente Spikevax della Moderna che saranno custodite a Mestre ma a disposizione di tutte le US venete. Dalla prossima settimana sarà possibile prenotare la somministrazione del vaccino attraverso il sito. Come afferma il direttore generale della US3 Edgardo Contato, entriamo in una nuova fase del contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, in cui a disposizione della popolazione viene messo un vaccino più efficace in grado di contrastare meglio le varianti recenti. La vaccinazione anti-Covid-19 si affianca alle vaccinazioni tradizionali, in particolare con la campagna antinfluenzale, anche questa pronta ad essere avviata secondo le indicazioni del Servizio Sanitario Regionale. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. La maggior parte delle persone che vengono infettate da virus West Nile non manifestano sintomi se non quelli simili a quelli dell'influenza. Meno dell'1% tra le persone colpite sviluppa una malattia neuroinvasiva. Nella provincia di Venezia sono 34 i casi totali a tutt'oggi, di cui 23 con sintomi lievi e 11 casi più importanti. A livello regionale il totale dei casi sono 321, di cui 193 con sintomi lievi e 128 con sintomi neuroinvasivi. L'infezione ha dai 2 giorni alle 2 settimane di incubazione. Trasmetterla tra esseri umani è possibile solo con la trasfusione di sangue o col trapianto d'organo. Le raccomandazioni per evitare la puntura di una zanzara che potrebbe essere vettore sono l'uso di repellenti, l'uso di abiti che coprano il corpo il più possibile e usare spray antizanzare con tutte le raccomandazioni del caso.
Qualche giorno fa sul Gazzettino c'era un articolo con firma di Diego Degan che praticamente una signora, una turista, si è qualificata come turista, non sappiamo dove era la residenza, e dice che è venuta a Chioggia con la famiglia per andare a mangiare in uno dei favolosi ristoranti di Palestrina, ma quando ha scoperto che per andare a Palestrina con tutta la famiglia, andata e ritorno, avrebbe dovuto spendere 74 euro, ha rinunciato dicendo che era una follia. E anche lamentandosi che su internet non era segnato, che c'erano tanti che si lamentavano, eccetera, eccetera. Allora mi dispiace contraddire non l'amico Diego Degan né il Gazzettino, ma la signora Elena ha detto una bella fesseria, perché innanzitutto se lei fosse andata su internet a guardare era spiegato per filo e per segno. In più il Comune di Venezia, non da adesso ma da molto tempo, ha istituito un sistema per risparmiare che si chiama Carta Venezia. Praticamente i residenti del Comune di Venezia pagano 10 euro e vale 5 anni, quelli che sono residenti nella provincia di Venezia, l'ex città metropolitana, pagano 20 euro, quelli che sono residenti del Veneto pagano 40 euro e quelli fuori del Veneto, che siano del Burundi, che siano della Cina, che siano americani, pagano sempre 5 anni, 100 euro. Quindi se avesse fatto la Carta Venezia, praticamente il viaggio andata e ritorno per tutta la famiglia gli sarebbe costato praticamente 6 euro, una cosa, praticamente 1,50 euro a persona, sono 3, 6, 12 euro. Quindi se qualche altra volta tornava a Venezia avrebbe sicuramente risparmiato. Che se lei non lo sapeva che si bastava acquistare la Carta Venezia, perché evidentemente non ha guardato su internet, ma anche alla cassa, quando tu vai al vaporetto e fai il biglietto, ti chiedono sempre: hai la Carta Venezia? Allora uno magari chiede: ma cos'è questa Carta Venezia? Per inciso, intanto per maggiore informazione, la Carta Venezia non la si può fare all'imbarcadero di Vigo, ma all'ufficio, per quanto riguarda Chioggia, all'ufficio che c'è in Piazzale Europa. Quindi consigliavo alla signora Elena di informarsi di più, e se si deve lamentare magari non dica tante sciocchezze. Giorgia Andreuzza, parlamentare uscente, che si sta riproponendo alle elezioni politiche del 25 di settembre per la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e Coraggio Italia. E in questo periodo in cui c'è questo sobbuglio, questa crisi energetica, questo aumento di bollette, cioè ci sono molti problemi in Italia, con che coraggio ti proponi, con che forza ti proponi a farti eleggere, con che spalle ti proponi per farti votare e portare avanti le istanze della popolazione? Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che nel mio percorso, insomma, ho un certo bagaglio che deriva dall'aver fatto l'assessore in provincia, e i 5 anni di Parlamento. Questa legislatura che si è appena stata chiusa è già stata una legislatura parecchio complessa, perché dobbiamo ricordare che abbiamo affrontato la pandemia e già la crisi successiva, che insomma è stata veramente complicata. Per cui lo affronto sicuramente con questo bagaglio, questa esperienza, che credo sia quella necessaria in questo momento per andare in Parlamento, dove serve competenza e appunto dove serve anche avere delle ricette e il contatto con il territorio, che in questo proprio a fronte di quel periodo si è rafforzato. Per cui lo faccio sicuramente con un motivo di orgoglio. Ringrazio ovviamente il centrodestra, che su di me in qualche modo mi ha individuato come persona che può fare sintesi di questa coalizione, e ovviamente il mio auspicio è che tutto il centrodestra vada a votare convinti che abbiamo un programma che può dare delle risposte, che non sono dei sogni, ma appunto col pragmatismo che ci distingue vuole semplicemente andare a risolvere i problemi.
L'US 3 Serenissima non sta puntando solo sulla vaccinazione bivalente, ma anche sulle vaccinazioni extra-Covid. Due sono le fasce d'età su cui sta lavorando, la fascia giovani con il vaccino contro il papillomavirus e con il vaccino contro herpes zoster, il tetano e lo pneumococco per gli over 65. Si stanno programmando sedute straordinarie presso i centri vaccinali sul territorio, alle quali sta aderendo un numero importante di cittadini. Il papillomavirus è responsabile di diverse tipologie di tumori maligni e benigni che possono colpire gli organi sessuali. Proteggendosi dal virus ci si protegge di conseguenza anche da queste patologie che adesso sono associate ed è importante sapere che esiste un vaccino per tutelare la propria salute. Possono vaccinarsi sia i ragazzi che le ragazze dagli 11 ai 14 anni di età. Per la somministrazione di questo vaccino sono stati fissati più di 1000 appuntamenti. A Chioggia la vaccinazione potrà essere possibile previa prenotazione al padiglione dell'ASPO il 17 settembre. Agli over 65 si sta proponendo il vaccino per il fuoco di Sant'Antonio, herpes zoster, che provoca manifestazioni dermatologiche e neurologiche molto dolorose. Dai 65 anni per le categorie a rischio la vaccinazione è gratuita. La malattia può avere un decorso lento e doloroso. Proteggere le persone anziane da questa diventa quindi importante per la loro qualità della vita. Inoltre, gratuitamente può essere somministrato il vaccino contro lo pneumococco, a cui possono essere legate importanti malattie. Inoltre, l'US sta spingendo il vaccino contro il tetano che può provocare la morte nel 30% dei casi. Il vaccino contro il tetano è una trivalente, essendo affiancato al vaccino contro la difterite e la pertosse in un'unica iniezione. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 10 settembre, è la farmacia Kutulakis in Rivavena a Chioggia, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.